Il Palio del Recioto ha festeggiato quest'anno la propria 57esima edizione sotto l'egida organizzativa dei Valpolicella Best. I migliori under 23 del mondo si sono dati appuntamento ancora una volta nel martedì dopo Pasqua sulle strade della Valpolicella. E dal Viale Mazzini di Negrar sono stati ben 174 quelli che hanno preso il via, provenienti da tutte le parti del mondo. 151 invece i chilometri in programma, disegnati lungo 7 tornate iniziali e poi lungo il temibilissimo tratto in linea disegnato proprio sulle colline della Valpolicella prima di giungere al gran finale di Negrar. Un gruppo folto, colorato, che ha dato spettacolo proprio sulle strade della Valpolicella, nonostante un cielo plumbeo che però non ha riservato pioggia ai corridori in gara. La prima azione di giornata arriva dopo una ventina di chilometri, a portarla è Samuele Zoccarato della General Store Bottoli, un attacco solitario il suo, raggiungerà un vantaggio massimo di 1 minuto e 25 secondi prima di dover alzare bandiera bianca al ritmo forsennato imposto dal gruppo. C'è però un cambio al vertice, perché se viene ripreso Samuele Zoccarato riparte in contropiede Matteo Bellia, cuneese, in forza alla formazione svizzera della Yamaha Excelsior. Anche per lui un tentativo in solitaria che terrà banco per tutta la fase centrale di gara. Bellia appunto all'attacco da solo, però vedete, con il passare di chilometri, quando con le telecamere ci siamo spostati proprio nel tratto che porta verso Corrubio e dunque negli ultimi 30 chilometri, il passo di Bellia si fa molto più pesante e a superarlo è anche la macchina del cambio ruota, segno che da dietro stanno arrivando i migliori di giornata e a condurli è proprio il colombiano Ruben Acosta, tallonato da dietro dallo sloveno Tadej Pogačar e ora superato da uno stratosferico Stefan de Bod, il sudafricano in forza alla Dimension Data for Qhubeka, fresco vincitore della Strade Bianche di Romagna, imprime una forte accelerazione che riduce il gruppo di migliori a sole 7 unità. Oltre a De Bod, in testa si trovano dunque Pogačar della Lubiana Gusto, Acosta della Bicicletas Strongman, Mader della Yamaha Excelsior, Bagioli e Botta della Kolpak e Kayati della Zalf. Ma questo gruppetto non durerà per molti chilometri, infatti di nuovo Stefan De Bod ad aprire il gas, ad accendere le micce, accelerare di nuovo e andare ad imporre un nuovo forcing a quelli che avevano dimostrato fino a questo punto di essere i migliori dell'otto al via. L'unico che tenta di resistere all'allungo di Stefan De Bod è lo svizzero Gino Mader, anche per lui maglia della Yamaha Excelsior, 2 ottimi passisti scalatori dunque al comando del Palio del Recioto. Ma Stefan De Bod è davvero incontenibile sulle strade della Valpolicella. Un terzo attacco, una terza violentissima accelerazione per il sudafricano e questa volta è l'accelerazione che fa male, l'accelerazione decisiva che permette a Stefan De Bod di sognare, di conquistare davvero la corsa dei sogni, il Palio del Recioto numero 57. Vedete, rapporto agile per questo atleta dalla stazza davvero longilinea, ma lo sa spingere con una forza davvero impressionante, una veemenza che non lascia scampo agli avversari. Alle sue spalle gli inseguitori tentano di riorganizzarsi, rimangono infatti in 3 ad inseguire Stefan De Bod. Si tratta di Andrea Bagioli della Kolpak, di Gino Mader della Yam e dello sloveno Tadej Pogačar, ma contro questo Stefan De Bod davvero c'è nulla da fare. Lo vedete in fondo là in questa immagine, mentre i 3 cercano di organizzarsi, cercano di darsi manforte per andare a raggiungerlo, ma il passo di Stefan De Bod è davvero diverso e soprattutto molto più efficace. Siamo già in discesa con il battistrada, con Stefan De Bod che è pronto per planare su Negrar. In realtà alle sue spalle lo sloveno Pogačar della Lubiana Gusto ha lasciato la compagnia di Gino Mader e di Andrea Bagioli, ha tentato di riportarsi tutto solo su Stefan De Bod, ma non ci è riuscito. Per lui 10 secondi incolmabili e che garantiscono il traguardo al sudafricano. Stefan De Bod si presenta dunque sul lungo rettifilo d'arrivo di Negrar, ancora una volta strapieno di appassionati di tifosi, in perfetta solitudine. Il 57esimo Palio del Recioto per la prima volta nella storia
categoria premia un atleta che viene dal Sudafrica. Si tratta di Stefan de Bod, 21enne in forza alla Dimension Data, che va a raccogliere l'applauso meritatissimo di tutto il pubblico di Negrar. Seconda posizione per uno stremato Tadej Pogacar, mentre sarà volata a 2 per assegnare il terzo gradino del podio. A contenderselo ci sono lo svizzero Gino Mader e l'italiano Andrea Bagioli. A lanciare lo sprint è proprio Gino Mader, ma dalla scia dello svizzero esce testardo, deciso, l'atleta di Sondrio Andrea Bagioli, che va a conquistare una medaglia di bronzo davvero eccezionale per un corridore al primo anno nella categoria. E dunque podio per Stefan de Bod, Tadej Pogacar e Andrea Bagioli, questi i grandissimi protagonisti del Palio del Recioto numero 57.